questo abbiamo un'operazione logistica non da poco, perché dovrebbero prendere la posizione del palco i cori uniti Voci d'Ogliastra di Lanusei e il coro Santa Cecilia di Arborea, che invito a prendere posto diciamo sul palco, anche se il palco effettivamente non c'è. Quindi adesso continuiamo con la tradizione, perché la tradizione che in qualche modo è stata ripresa anche dalla canzone pop. Infatti andiamo a indagare su un brano che è in lingua Saoghe Maria e di Piero Marras, scritta insieme a Paolo Pillonca, e la versione per il coro è stata rielaborata dal maestro Lorenzo Zonca, al quale dedicherei un applauso, perché il maestro Zonca è alla guida del coro in toga. Nota in toga di Cagliari. Perfetto. Bene. Saoghe Maria, dicevo. Saoghe Maria è il testo del brano dedicato a Maria Carta, la cantautrice sarda molto nota naturalmente. È scritto, come dicevo, a quattro mani da Piero Marras e da Paolo Pillonca nel 1995. Fa parte dei dischi del cantautore nuorese scritti in lingua sarda. Ha un testo poetico, dolce e malinconico a un tempo, che inizia nella tempesta della vita e si conclude con l'immagine del cielo che si apre al sole alla fine dei nostri giorni. Una dolce ninna nanna che rivela nella sua essenza delicate suggestioni religiose. Quindi il coro Santa Cecilia, il coro Voci d'Ogliastra, il maestro Riccardo Zinzula.
Allora, grazie, mi hanno ridato voce. Quindi ora torniamo sulle montagne. L'atmosfera è sospesa, un'atmosfera di montagna appunto, che si spingono le vette in azzurri sempre più tenui. L'amore più vero sembra vicino, raggiunto, e invece subito già tutto si dissolve nell'oscurità della sera. Il tempo non vuole regalarsi ai sogni, si allontana, si prende le stagioni. Solo mani innamorate, bianche come la luna, hanno la chiave dei tesori che sanno cantare sempre la verità che fa tremare il cuore. Un canto all'amore, alle sue contraddizioni, alle sue emozioni. Mani di luna. Bene, ora ritorniamo al dialetto. La canzone Non poto reposare, autore Francesco Sini e Giuseppe Rasce. Il titolo originale di questa canzone di straordinaria bellezza è Adiosa. Il testo è stato scritto nel 1920 da Salvatore Francesco Sini, avvocato e poeta sarulese. Nel 1921 Giuseppe Raschel, che allora era direttore della banda musicale di Nuoro, lo musicò con gli esiti di successo che tutti oggi sappiamo. Si tratta quindi di un poema amoroso costituito da una corrispondenza fra due amanti molto distanti. Nel 1978 Maria Carta incise il pezzo in un 45 giri di grande successo, Non poto reposare.
Bene, torniamo a Piero Marras. Piero Marras, sempre arrangiato dal maestro Lorenzo Zonca, questa volta il brano è Mere Manna, nota forse più popolarmente come Rundinetta. Il brano fa parte dell'album intitolato Abba Ardente, pubblicato nel 1985. È il primo disco cantato in lingua sarda dal cantautore Piero Marras. È una poesia dedicata alla grande madre, un dialogo, forse una preghiera, attraverso la quale si domanda alla dea madre della tradizione nuragica di portarci fuori dalle angosce quotidiane, affinché gioie e primavere, rappresentate dal volo della rondine, possano non invecchiare mai. Mere Manna, il maestro Zinzula, il coro Volcivogliastra e il coro Santa Cecilia e il maestro Zonca, naturalmente. Grazie.
Grazie, e vi chiederei un supplemento di applauso per il solista Alessandro Pompei. Bravissimo Alessandro, grazie. Ora chiudiamo la nostra esibizione in ensemble con un brano dedicato al cinema. Infatti si chiama Chuck si canta. Con Chuck si canta ci si immerge in un'atmosfera magica, quella del cinema, e lo facciamo attraverso un potpourri di celebri colonne sonore e di altrettanti autori. Chuck si canta è un omaggio ai brani che hanno valorizzato le grandi produzioni cinematografiche internazionali. Un volo musicale nel ricordo dei grandi autori e dei film più belli di sempre. Chuck si canta.